Il caro bollette porta alle stelle l'inflazione in soli 12 mesi, l'indice è aumentato dell'11,3%, prezzi record da 40 anni, costi per le famiglie aumentati di 3.000 euro l'anno. Inaugurata a Monfalcone la nuova ammiraglia di MSC, si chiama Seascape e potrà ospitare quasi 7.000 persone al varo. Il ministro Salvini punta il dito sulle infrastrutture Friuli Venezia Giulia, servono strade e ferrovie all'altezza. Quarta edizione per il progetto Sapremo, in prima linea per combattere l'uso di droghe tra i giovani, unione tra pubblico e privato per sensibilizzare gli adolescenti, più di 3.000 studenti coinvolti. La figlia di Lisa Puzzoli, uccisa a coltellate dall'ex 10 anni fa, è stata ufficialmente adottata dai nonni materni che l'hanno cresciuta. Via libera definitiva all'adozione dal Tribunale dei minori. Non c'è Udine tra le 11 città che la FIGC ha inserito nella candidatura a ospitare Euro 2032. L'impianto dei Rizzi, seppur tra i più nuovi d'Italia, non rispetta il requisito minimo UEFA dei 30.000 posti. Buonasera e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. Avete sentito quindi dai titoli, il caro bollette fa impennare l'inflazione. Prezzi a Udine mai così alti da quasi 40 anni. In 12 mesi l'indice è aumentato dell'11,3%, quello dei beni energetici addirittura del 53,8%. E le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme. L'incremento medio per famiglia è di circa 3.000 euro in un anno. Sentiamo. L'inflazione erode i consumi e resta su livelli proibitivi per i portafogli dei friulani. L'indice dei prezzi al consumo in Friuli Venezia Giulia ha registrato un aumento dell'11,3% rispetto a un anno fa. Stesso incremento a Udine, mentre a Trieste il rialzo si ferma, si fa per dire, a un più 10,7%. Si tratta, come afferma l'Istat, del top dal 1984. La forte accelerazione dell'inflazione su base tendenziale si deve soprattutto ai prezzi dei beni energetici e quindi alle bollette aumentate rispetto al 2021 del 53,8%. Anche i prezzi dei beni alimentari continuano ad accelerare in un quadro di tensioni inflazionistiche che attraversano quasi tutti i comparti merceologici, più 15,6%. A seguire mobili e articoli per la casa più 8,2% e servizi di ristorazione più 7,2%. In calo solo la voce comunicazione meno 1,8%. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme. Per l'Unione Nazionale dei Consumatori si prospetta un Natale in bianco e arriva l'invito al governo per interventi immediati. Il Codacons fa i conti in tasca alle famiglie. Arriva una stangata record per gli italiani pari a più 3.625 euro annui. E una strada per ridurre il caro bollette è quella delle comunità energetiche, ma i tempi rischiano di essere lunghi. Serve un'accelerazione dal governo su questo tema. Servizio. I tempi non sono certi e i contorni ancora tutti da definire da parte del governo, ma oggi il ministro dell'Ambiente, Gilberto Picchetto, ha annunciato a breve una consultazione pubblica sul nuovo decreto, passo necessario verso l'operatività delle comunità energetiche rinnovabili, attese con ansia anche in Friuli. Sono uno strumento sostanzialmente per produrre e condividere energia all'interno di un soggetto giuridico nuovo che si deve costituire e che incamera periodicamente dallo Stato una serie di incentivi che vanno a remunerare quella che è l'energia condivisa. Quindi il calcolo non va fatto sull'energia prodotta o consumata, ma sull'energia che viene prodotta e consumata su base oraria. Bisogna aggregare consumatori non dello stesso tipo, bisogna cercare di includere nella comunità, ad esempio, sia famiglie che consumano tradizionalmente la mattina e la sera, magari con una piccole attività commerciali o piccole e medie imprese che consumano invece tradizionalmente nella fascia diurna del giorno. Resta il fatto che nell'immediato sarà difficile attendersi benefici concreti nelle tasche dei cittadini. Non è un processo breve, porta con sé tutta una serie di complessità che vanno gestite, quindi dal nostro punto di vista come agenzia sono iniziative di medio e lungo termine. Le comunità energetiche rinnovabili sono un'opportunità, ma devono essere tarate sulle esigenze del territorio. Comuni e Agenzia regionale per l'energia sono pronte a formare amministratori e funzionari. Sentiamo.
Le comunità energetiche rinnovabili sono uno strumento fondamentale per rispondere alla crisi energetica, ma tradurle nella pratica nasconde alcune difficoltà. Per questo l'Associazione dei Comuni e l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia hanno dato vita a un servizio formativo rivolto agli enti locali. Oggi abbiamo proprio voluto sottolineare il fatto che per costituire questo nuovo strumento, che da un lato dovrebbe aiutare a superare la crisi energetica e dall'altro anche di attuare quella che è la transizione energetica, appunto, è quello proprio di dare alle amministrazioni locali, sia dal punto di vista proprio dei sindaci, assessori, eccetera, che dei funzionari, tutti gli strumenti a disposizione per avere la consapevolezza e quindi la conoscenza e la capacità di ponderare quelle che possono essere le opportunità da mettere in campo per far partire effettivamente queste comunità energetiche. L'iniziativa ha visto una fase preliminare con 7 incontri che hanno coinvolto oltre 100 amministratori e funzionari di 50 comuni. I primi cittadini, attraverso le comunità energetiche, contano così di dare sollievo a chi oggi non riesce a pagare le bollette. Voltiamo pagina, consegnata oggi a Monfalcone l'ammiraglia della flotta MSC alla presenza del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La nave, destinata a navigare tra Stati Uniti e Caraibi, vale 1 miliardo ed è la più grande costruita in Italia e consolida il rapporto tra la crocieristica e il Friuli Venezia Giulia. Sentiamo. Si chiama Seascape e con i suoi 339 metri e le 170.000 tonnellate di stazza lorda è la più grande nave costruita in Italia, nonché ammiraglia delle 21 navi della flotta di MSC. In totale può ospitare 5.632 ospiti, supportati da 1.648 membri dell'equipaggio. Un'eccellenza italiana nel momento in cui si lotta per la sovranità tecnologica, questa rappresenta la sovranità tecnologica e permetterà anche di mantenere un vantaggio che è strategico in un momento molto difficile, in cui ci sono molte crisi, molte sfide. Solido il rapporto tra MSC e Fincantieri, con un piano di investimento da 7 miliardi per 10 navi, 4 completate, e si lavora all'azzeramento degli inquinanti. Il problema è che l'Europa, come dicevo prima, dice troviamo la nuova soluzione, ma non dice come, non organizza questi tavoli di lavoro, perciò ognuno va nella sua direzione. MSC punterà sull'idrogeno, mentre sul dualismo tra porti in Alto Adriatico la compagnia non vuole rinunciare a Venezia. Trieste ha il suo perché e chiaramente sta facendo un ottimo lavoro, siamo partecipi tra altre cose nella proprietà della stazione marittima, stanno lavorando a pieno ritmo, abbiamo iniziato Monfalcone, stiamo vedendo appunto di costruire una banchina definitiva in modo che non andiamo a disturbare il traffico commerciale. Venezia poi c'ha il suo motivo. La regione resta comunque strategica nelle rotte. Certamente Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo navi posizionate sia con partenze da Trieste, tra parentesi con un itinerario straordinario, la MSC Splendida, avremo navi in partenza da Monfalcone, oggi la sindaca lo aveva annunciato e posso confermarlo. Questa è la prima nave consegnata a Monfalcone dopo la scomparsa di Giuseppe Bono e a lui è stato tributato un lungo applauso ed è stato ricordato in ogni discorso. E al termine della cerimonia di consegna della MSC Seascape, il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha parlato anche delle criticità nei collegamenti in Friuli Venezia Giulia, confermando poi la ricandidatura di Massimiliano Federiga. Andiamo a sentirlo. C'è tutto il tema della terza corsia qua in Friuli Venezia Giulia e soprattutto dei collegamenti ferroviari. Assolutamente sì, c'è qualche anno di ritardo da recuperare, ho già fatto una riunione sull'A22 del Brennero, sul tunnel, sulla TAV e riparlerò prestissimo con Massimiliano Federiga, perché al di là delle elezioni regionali dei prossimi mesi, che penso abbiano un esito, e lo dico con tutta la scaramazia del caso, ampiamente scontato, visti i risultati straordinari di Massimiliano, della Lega e della squadra che governa Friuli Venezia Giulia, però sicuramente avere porti come quello di Trieste, come quello di Monfalcone, che possono e devono crescere, hanno bisogno di strade e infrastrutture ferroviarie all'altezza. Non manca quindi il confronto con le istituzioni locali. Ho già parlato con Salvini di infrastrutture, ovviamente adesso c'è anche l'impegno della legge di bilancio che condiziona molto l'attività dei ministri, però a conoscenza delle necessità del Friuli Venezia Giulia. Salvini ha invece evitato polemiche sui migranti. Ricordo che quando ero al Viminale intervenimmo più di una volta, adesso la situazione è tornata a essere preoccupante, ne ho parlato col collega Piantedosi e con Massimiliano Federiga, reinterverremo, ripeto, salvando vite, però l'immigrazione va regolata,
controllata, qualificata, limitata, selezionata, non può essere gestita da associazioni private che fanno i loro interessi. E infine una riflessione sul tema dell'energia. Il riavvio del nucleare secondo me è fondamentale per l'Italia. È chiaro che se oggi tu partissi con la prima centrale ci metti 7 anni ad arrivare a compimento, però se mai cominci, mai arrivi. A margine della cerimonia di consegna della Seascape si è fatto anche il punto sul rapporto tra Fincantieri e la città di Monfalcone. Un orgoglio per la città di Monfalcone e per il cantiere con il quale però il rapporto è da sempre complicato, come ha ricordato proprio in occasione della scomparsa di Giuseppe Bono, ex storico AD del gruppo della cantieristica, la sindaca Anna Maria Cesint, la quale ha sottolineato come siano navi made in Monfalcone, aggiungendo però che c'è tutto il tema del lavoro. Noi siamo orgogliosi del valore del lavoro dei nostri operai e abbiamo iniziato una nuova interlocuzione con questa nuova governance, perché l'obiettivo è quello di riuscire sempre di più a far diventare queste navi protagoniste anche del valore del lavoro, per riportare a casa il know-how e anche, perché no, riuscire a dare alle aziende locali la possibilità di lavorare. Da Fincantieri viene rimarcato come il sindaco abbia una visione chiara di cosa significa avere un cantiere in città. E noi abbiamo il dovere sociale, industriale e manageriale di capire cosa implica per Monfalcone avere Fincantieri di fronte. Abbiamo aperto un tavolo per capire concretamente cosa significa, cosa si può fare. Mi piace sempre dire dati i vincoli, perché poi ci sono dei vincoli importanti. Quindi la sindaca fa gli interessi della città e sono convinto che nel fare gli interessi della città farà anche gli interessi di Fincantieri. L'AD ha poi confermato la vicinanza alle istituzioni nella partita Varsila. Noi sulla questione Varsila dal primo giorno ci siamo schierati vicino alle istituzioni e abbiamo messo in mora in tutti i modi questo comportamento, io direi industrialmente incomprensibile di Varsila. Voltiamo decisamente pagina, andiamo a vedere la quarta edizione, la presentazione della quarta edizione di Sapremo, il progetto che vede pubblico e privato uniti per sensibilizzare i ragazzi sui rischi legati all'uso di droghe e più in generale ai rischi insiti nell'essere adolescente. Sono più di 3.000 gli studenti già coinvolti nell'iniziativa, alla quale gli istituti sono invitati a partecipare. Vediamo. Educare i giovani alla legalità e metterli nelle condizioni di fare delle scelte consapevoli è uno straordinario strumento di prevenzione. Lo ha detto il questore di Udine Alfredo D'Agostino, intervenuto questa mattina in prefettura Udine alla presentazione della quarta edizione del progetto Sapremo. L'iniziativa propone azioni concrete, coordinate tra loro, nella scuola e non solo, con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi sui rischi connessi all'uso di droghe e più in generale sui rischi in adolescenza e di promuovere una cultura della cittadinanza attiva, della salute e della legalità. Il progetto, ha ricordato il prefetto Massimo Marchesiello, è nato nel 2018 dopo un tragico episodio che scosse profondamente la città. Una ragazzina di 16 anni fu trovata morta per overdose nei bagni della stazione di Udine. Subito ci si interrogò su come affrontare e contrastare un fenomeno dalle proporzioni evidentemente importanti anche in Friuli. Da qui un patto tra pubblico e privato che oggi vede fianco a fianco Questura di Udine, Azienda Sanitaria Friuli Centrale, Prefettura, Comune, Università di Udine, Consulta Provinciale degli Studenti, Confindustria Udine e Danieli. In 3 edizioni sono state coinvolte 171 classi seconde degli istituti superiori della provincia di Udine, per un totale di 3.055 studenti e 120 insegnanti referenti, come ricordato dall'educatore professionale Andrea Monculli. L'attività si sviluppa in 3 fasi. Informazione e sensibilizzazione con gli esperti che entrano nelle scuole per incontrare i ragazzi, la realizzazione di un video da parte degli studenti che sensibilizzi sui temi del progetto con tanto di concorso e poi incontri aperti a tutta la cittadinanza. In questo percorso, ha detto Gianpietro Benedetti, presidente di Confindustria Udine del gruppo Danieli, è fondamentale anche il ruolo delle famiglie, così come degli insegnanti e della scuola. Vogliamo essere coinvolti nelle decisioni che riguardano il nostro futuro, ha aggiunto Vincenzo Gallina della Consulta Provinciale di Udine degli Studenti, e il tema del benessere psicologico sarà il cardine del percorso che porteremo avanti.
Gli arresti e i sequestri di droga operati sul territorio sono la conferma che a Udine esiste una certa domanda di stupefacenti. Lo ha detto il questore Alfredo D'Agostino a margine della presentazione di Sapremo. È un problema serio, ha aggiunto il presidente di Confindustria Udine, Gianpietro Benedetti, dal quale tutti devono farsi carico. Sentiamo. Devo dirle con estrema convinzione che il dato che mi viene restituito dal quotidiano è di una realtà in cui c'è un uso importante di sostanze stupefacenti. I continui arresti, i sequestri che stiamo facendo corrispondono evidentemente a una domanda e laddove c'è domanda c'è offerta, quindi bisogna anche valutare che tipo di interventi fare per far maturare appunto delle convinzioni che allontanino le persone dalla droga. Il tema delle droghe è un fatto importante, abbiamo pochi giovani, mettiamoli nelle condizioni di vivere bene, la fragilità della famiglia è in crescendo, creando delle problematiche ai bambini, e quando questa disarmonia familiare raggiunge certi livelli, evidentemente trovano il venditore specializzato già dalle medie. Però va migliorata la soft skill. L'educazione della soft skill, della self-responsibility, fin dalle scuole elementari e dall'asilo, va alimentata per favorire ognuno a sviluppare i suoi talenti, la sua personalità ed essere un individuo. Il progetto Sapremo, assieme ai suoi protagonisti, sarà al centro della puntata di questa sera di Elettroshock, appuntamento alle ore 21, ovviamente su Telefriuli. Non si arresta il flusso dei migranti che arriva in Friuli Venezia Giulia attraverso la rotta balcanica. La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Cividale hanno rintracciato 46 richiedenti asilo a Drenchia, il comune più piccolo della regione che conta, pensate, 99 residenti, praticamente solo il doppio dei migranti rintracciati la scorsa notte. Nessuna traccia al momento dei passer che avrebbe facilitato il loro ingresso in Italia. Il questore di Udine ha deciso di chiudere per 15 giorni il laghetto Alcione in Baldasseria Udine. Dopo la rissa dello scorso ottobre c'è il rischio che si possano ripetere episodi analoghi. Il questore di Udine, Alfredo D'Agostino, ha sospeso per 15 giorni la licenza del laghetto Alcione, locale che si trova in Baldasseria a Udine. Il 30 ottobre era scoppiata una rissa che aveva coinvolto numerose persone di nazionalità straniera. La veemenza degli scontri col lancio scriteriato di bottiglie su pelletti, li si legge nella nota diramata dalla questura, avrebbe potuto portare a conseguenze molto gravi per l'incolumità fisica delle persone presenti. Episodi analoghi al laghetto Alcione si erano già verificati nel 2017 e nel 2020, in cui frangenti l'attività, sempre su disposizione della questura di Udine, era stata interrotta per un periodo. Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli investigatori hanno potuto notare come il 30 ottobre alle 5 della mattina nell'area dei bagni fosse scoppiato un alterco tra due gruppi di giovani che poi si è esteso alle altre parti del locale, coinvolgendo numerosi avventori con scontri fisici, lancio di bottiglie su pellettili vari. Ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina a San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso. La vittima è Monica Picco, 59 anni, originaria di San Daniele del Friuli. La sua auto si è scontrata frontalmente su un camion con un camion condotta da un cittadino bosniaco che è rimasto illeso. La donna, che si stava recando a fare la spesa, lascia 3 figli. 8 persone, tra le quali 2 bambini, sono rimasti feriti in un incidente avvenuto la scorsa notte lungo l'autostrada 23 tra le gallerie di Pietra Tagliata di Pontebba in direzione Tarvisio attorno all'1:30. Per causa in corso d'accertamento da parte della polizia stradale, il conducente di un furgone ha perso il controllo e il mezzo è finito contro una barriera protettiva. Sul furgone viaggiavano tutti cittadini stranieri. Il ferito più grave è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Gli altri 7 sono stati trasportati all'ospedale di Tolmezzo. Andrea Beltramini, il ciclista di 51 anni, urtato da una macchina domenica scorsa a Manzano in via Udine, è morto ieri sera dopo 2 giorni di agonia. Le condizioni dell'uomo residente a Manzano si erano aggravate tanto che i medici, in una situazione di coma irreversibile, hanno deciso di interrompere le terapie e decretare il decesso. La donna, che era alla guida della Lancia Y, che domenica ha centrato la bici condotta dal 51enne, potrebbe ora essere indagata per omicidio stradale.
E sono 4 nelle ultime 3 settimane le vittime di incidenti stradali in sella alla loro bicicletta. La FIAB di Udine chiede interventi per una maggiore sicurezza stradale. Sentiamo. Continua la strage dei ciclisti sulle strade della regione. 4 le vittime nelle ultime 3 settimane. Il più giovane, il 26enne, travolto da una vettura a San Martino al Tagliamento il 25 ottobre. Una settimana dopo, la vittima, la 75enne di Aquileia, investita dal parroco del paese. Il 14 novembre un 62enne è stato investito in via Ascoli a Udine ed è di oggi il decesso del 51enne di Manzano, Andrea Beltramini, urtato mentre era in sella alla sua bici domenica sera nel suo paese. Questi dati evidenziano l'importanza di continuare ad investire sulla sicurezza stradale, come evidenzia la FIAB di Udine. C'è anche una norma che prevede 1,5 metri di distanza quando si supera e i rifili a 10 centimetri purtroppo sono all'ordine del giorno. Qualche volta bisogna fermarsi in macchina, rallentare e aspettare che magari la macchina che arriva dall'altra parte rallenti. Poi ci sono problemi strutturali. Le piste ciclabili sono una soluzione importante ma non sempre realizzabile e non sempre sono presenti. Bisogna soprattutto nelle città moderare il traffico. Le zone 30 nelle zone centrali sono una soluzione proprio perché l'eventuale impatto è decisamente ridotto. 50 all'ora è una velocità mortale. Il più delle volte. Quindi le piste ciclabili devono essere continuative e visibili. Arrestato dalla polizia locale di Trieste e trasferito in comunità il minore che si era reso responsabile negli ultimi mesi di gravi e violenti episodi di violenza nei confronti di coetanei. Il giovane, che risulta essere già gravato da precedenti di polizia, dovrà rispondere dei reati di percosse, minaccia, furto, rapina e ricettazione. Le indagini avviate a settembre hanno permesso alla polizia locale di individuare anche attraverso i social network il minorenne, che è risultato essere il più aggressivo di un gruppetto che, dietro minacce, aveva costretto coetanei a consegnare dei soldi. Per i genitori di Lisa Puzzoli, uccisa dall'ex 10 anni fa, è arrivata in queste ore una bellissima notizia. Il Tribunale dei minori ha dato il via libera definitivo all'adozione della nipote rimasta orfana dopo l'omicidio della mamma. Sentiamo. A quasi 10 anni dal femminicidio di Lisa Puzzoli, triste anniversario che verrà ricordato il prossimo 7 dicembre, è arrivata una buona, anzi buonissima notizia. La figlia della giovane uccisa dall'ex, i suoi nonni, potranno finalmente essere chiamati dalla bambina mamma e papà. Quelli che per la legge sino a pochi giorni fa ufficialmente erano i nonni, ora hanno ottenuto il riconoscimento da parte del Tribunale dei minori. Un percorso lungo e tortuoso, rallentato qualche volta dalla burocrazia e, quando sembrava fatta, da colui che si trova in carcere a Ferrara, Vincenzo Manduca, padre della piccola che si era opposto al provvedimento, ma finalmente dopo dolorose peripezie, la piccola, che all'epoca dell'omicidio di Villa Orba di Basiliano aveva solo 2 anni, ora potrà chiamare papà e mamma i suoi nonni, Mariella Zanir e Maurizio Puzzoli. Nostra nipote ci ha detto che per lei non cambia niente, racconta nonna Mariella, di fatto si era legata a noi ulteriormente dopo l'omicidio. Lisa fu raggiunta nel cortile della sua abitazione dall'ex con la scusa della consegna di un assegno di mantenimento e poi, dopo una breve discussione, accoltellata per 9 volte alla schiena. Morì pochi istanti dopo, alla vigilia della festa dell'8 dicembre. Per noi l'ufficializzazione della concessione dell'adozione vuol dire molto, racconta nonna Mariella. Ci abbiamo sperato da subito perché la figlia di Lisa per noi è tutto, la nostra piccola, come tutti i bambini, potrà contare su un papà e una mamma come tutti gli altri bambini. Vincenzo Manduca, residente a Forlì all'epoca dei fatti, si trova in carcere condannato a 25 anni, 5 mesi e 15 giorni di carcere. Quando uscirà dalla galera sarà sottoposto a 3 anni di vigilanza sorvegliata. Un protocollo d'intesa con l'Ordine degli Avvocati per offrire ai praticanti la possibilità di svolgere tirocini nella sede governativa e una convenzione con il Comune di Udine per mettere a disposizione chiostro, giardino interno e sale di rappresentanza delle comunità del territorio. La Prefettura di Udine si apre sempre più alla città. Servizio. La Prefettura si apre sempre più nei confronti della città, non solo dal punto di vista logistico, degli spazi che vengono messi a disposizione, ma anche sul fronte delle collaborazioni poi con diverse realtà del territorio, come confermano le sottoscrizioni di accordi questa mattina. Sì, è il ruolo che deve avere la Prefettura, io dico articolazione del governo a livello periferico, ma è centripeto rispetto a tante cose, quindi in questo stiamo cercando di coagulare risorse esterne, quindi collaborazioni, convenzioni
con ordini professionali, con l'università, con le scuole e a maggior ragione anche col comune, che comunque diventa canalizzatore e filtro per tutti eventi di rilievo culturale e sociale che possono avere, come dire, buona sede in questa nuova sede della prefettura. Che cosa immagina allora per questi spazi rinnovati? Ma mi piacerebbe vedere tante cose, quindi già ecco come avevo anticipato il 17 di dicembre faremo una festa sulla solidarietà, quindi coinvolgendo vari soggetti, vari attori, ma cercando poi di richiamare l'attenzione sull'esigenza di solidarietà, quindi di beneficenza, raccolta fondi a favore di alcuni soggetti particolarmente importanti, tra cui Caritas e Andos. È una festa dove veramente invito sin d'ora tutti. Cambia un po' anche la percezione, no, da parte dei cittadini di quello che rappresenta la prefettura, luogo istituzionale evidentemente, ma non solo quello. No, veramente cambia la percezione, perché una prefettura aperta ai cittadini che possono riunirsi all'interno dei locali della prefettura è veramente una grande novità, perché di solito le prefetture le abbiamo sempre vissute come rappresentanza del prefetto e rappresentanza del governo sul territorio, ma in questo caso, oltre a questi compiti istituzionali, diventa anche un luogo che può essere frequentato dai cittadini. È un luogo bellissimo all'interno della città, è stato recuperato in maniera incommiabile, è un ex chiostro, in pratica era un vecchio convento della città di Udine e quindi ha degli spazi molto belli, molto interessanti proprio per svolgere quegli incontri culturali, anche così di solidarietà, di amicizia che tante associazioni che operano nella città di Udine possono adesso con questa apertura del prefetto utilizzare. Ed ora una doverosa precisazione da parte della redazione. Nel corso del nostro telegiornale delle 19 di ieri abbiamo dato la notizia dei controlli effettuati dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro tra le province di Udine e Trieste, durante i quali sono state riscontrate irregolarità, violazioni in materia di sicurezza e sono stati anche scoperti lavoratori in nero. Le immagini dei repertori utilizzate a copertura della notizia hanno erroneamente mostrato gli esterni della ditta Casini Rottami di Tavagnacco, che in alcun modo è stata interessata dai controlli dei carabinieri in questione e dove pertanto non sono state riscontrate irregolarità legate all'operazione della quale abbiamo dato notizia. Ci scusiamo con la ditta e con i telespettatori. Svelato il tema dell'edizione 2023 di Mittelfest, la manifestazione culturale con cuore a Cividale che amplia sempre più i propri confini. Ideato anche un sito che raccoglie i 30 anni di storia del festival. Servizio. Inevitabile, e questo è il tema dell'edizione 2023 di Mittelfest, scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini per l'edizione con cuore a Cividale in programma dal 21 al 30 luglio del prossimo anno. Una parola che evoca l'inestinguibile contrapposizione tra destino e possibilità di scelta, tra immutabilità e libero arbitrio. È una scelta del nostro direttore artistico che segue un percorso che è iniziato quest'anno con imprevisti nella sua direzione artistica e quindi questo è un tema che ha tutto un significato importante. Le frecce nella faretra di Mittelfest, che si snoda durante tutto l'anno, sono molte. La terza edizione di Mittelyoung, il pre-festival che dal 18 al 21 maggio 2023 porterà sul palco il meglio della nuova gioventù artistica europea, si sposterà per la prima giornata di spettacoli da Cividale a Nova Gorica. Tutte strategie condivise con l'amministrazione di Cividale, guidata da Daniela Bernardi e promosse dalla Regione. Era inevitabile che ci stupissero ancora una volta. Importante anche Mittelland che allunga il nastro nel corso dell'anno, partendo da marzo e arrivando fino a dicembre. E 30 anni di storia di festival ora sono racchiusi in Mittelbabel, un sito innovativo che raccoglie la memoria della manifestazione, ideato e curato da Roberto Canziani. Elio, frontman degli Elio e Storie Tese, in tournée nei teatri regionali, ha visitato questa mattina la struttura di Progetto Autismo, fondazione a cui il cantante è vicino da più di 10 anni. Il figlio di Elio, Dante, soffre di autismo e da genitore il cantante ha voluto fare i complimenti ad Elena ed Enrico, presidente e direttore della fondazione. Quello che non è chiaro, immagino, a tutti è che un posto come questo è stato fatto da un papà e da una mamma, quando invece andrebbe fatto dalle istituzioni. Bisognerebbe che non solo qui in Friuli, ma anche proprio in tutta Italia esistessero varie strutture di questo tipo, organizzate con questa competenza,
in grado di accettare persone che non stanno bene e che hanno bisogno di terapie adeguate e competenti, che esistono, ma che oggi come oggi sono a carico del papà e della mamma. Invece andrebbero garantite gratuitamente, esattamente come si garantiscono le altre cure, no? Noi siamo stati già nominati come struttura di eccellenza dal già ministro Stefani per la disabilità proprio a livello italiano nel panorama delle strutture che offrono servizi per l'autismo. È chiaro che c'è molto da fare, infatti stiamo lavorando con la montagna, abbiamo aiutato un'associazione partecipata al Bruco La Farfalla ad aprire a Cedarchi su una struttura di ricettività, e anche a Monfalcone, voi come noi. C'è tanto lavoro da fare e tanti sogni da realizzare. A seguire il notiziario sportivo, tra le notizie quella in cui Udine, lo stadio di Udine non compare tra le 11 città che la FIGC ha inserito una candidatura a ospitare per Euro 2032. L'impianto dei Rizzi, infatti, seppur nuovissimo, non rispetta il requisito minimo dell'UEFA, ovvero 30.000 posti, avendone 26.000. Questa era anche l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti.